la legge li protegge. Ti ringrazio Massimo, perché essendo tu un comico avevo pensato di mettere la cosa sullo scherzo, invece hai voluto dirci qualcosa di veramente serio e importante, il che fa capire che anche un comico dietro la maschera probabilmente ha un cuore che sa. No, ma noi siamo molto più tristi di quelli che sono tristi. Io faccio il comico per non essere triste, insomma. Infatti la sfortuna vuole che anche io ho fatto come protagonista la Squadra, un po' al sole, faccio sempre aperto un delinquente, praticamente il comico non riesco quasi più a farlo, però insomma. E i tuoi progetti per l'immediato futuro? Girare molto con una tournée che si chiama Diciamolo. Non ci resta che ridere, perché attualmente come la situazione oggi in Italia l'unica speranza ora è diventata ancora più difficile far ridere, perché la gente con tutti i problemi che ha, addirittura mi so che vogliono mettere la tassa sui citofoni dei palazzi, quindi un pochettino in che situazione ci troviamo. Però strappare un sorriso oggi è veramente una grande soddisfazione ed è una grande gioia. E voglio ringraziare persone come te che ci sanno far sorridere in maniera pulita. Tu sei un simbolo Sì, della risata. perché io sono nato comico, cioè nel senso non è che oggi ho visto che ci sono purtroppo persone che pigliano la strada del comico solamente per una situazione economica. Io faccio il comico perché sul comico, cioè nella vita proprio da quando ero piccolo ho sempre fatto comici, insomma stupidaggini che erano un po' cose esileranti, e allora insomma io lo faccio anche con passione. E credo che abbiamo bisogno di persone come te che sanno mettersi in gioco e che hanno anche l'ironia di fare un'intervista davanti a un WC. Sì, sarà un'intervista di. Comunque oggi ci sono dei comici, purtroppo ce l'abbiamo al Parlamento e loro sono superiori a noi, fanno molto ridere e allo stesso tempo piacere, è un'arte difficile da piacere. Io spero che la gente si ravveda e riusciamo a cambiare